La presenza dei due autorevoli ministri del governo Gentiloni ed Agrigento ha ispirato gli interventi di chi opera nel settore produttivo, per la verità non troppo teneri, come quello dell'ANCE che per bocca del presidente provinciale Carmelo Salamone denuncia il tentativo dell'esecutivo di cancellare dal mercato centinaia di piccole e medie imprese del settore edile. La nuova normativa sugli appalti, che impone le procedure negoziate fino ad 1 milione di euro, ha questa unica finalità, tuona ancora Salamone. E poi il riferimento alla gestione dei lavori della statale 640 a mezzo di un general contractor, osserva l'ANCE, ha avuto come unico risultato l'impoverimento delle piccole e medie imprese edili della provincia, rappresentando un fallimento per tutto il territorio e non un'opportunità di sviluppo. E la CNA di Agrigento lancia un appello alle istituzioni politiche presenti oggi alla cerimonia di inaugurazione del tratto agrigentino. L'opera realizzata e consegnata oggi è certamente utile e nevralgica, affermano il segretario e il presidente della Confederazione Piero Giglione e Mimmo Randisi, ma non è esauriente per poter dare slancio all'intera economia, messa a dura prova, oltre che dalla crisi, anche dalla quasi assenza di efficienti vie di comunicazione. Defezione e precarietà che diventano emergenza se si tiene conto della marginalità geografica in cui si opera. Il territorio agrigentino, evidenziano Giglione e Randisi, è privo di porti per il trasporto di merce ed è privo pure di uno scalo aereo. Se a questo scenario oggettivamente penalizzante aggiungiamo una viabilità che solo adesso sta cominciando a pregiarsi di qualche intervento serio degno di nota, proseguono i due massimi esponenti della CNA di Agrigento, allora è facile comprendere il contesto di disagio in cui l'impresa è costretta a muoversi, con conseguenti difficoltà a competere sui mercati. Il gap va colmato o comunque ridimensionato. E proprio oggi, coincidenza o no, l'ex provincia regionale di Agrigento annuncia la disponibilità di oltre 16 milioni di euro stanziati nell'ambito del patto per il Sud, che serviranno per la realizzazione di progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade. 7 milioni e 300 mila euro riguardano le strade del comparto Ovest, 6 milioni e 100 quelle della zona centro-nord, mentre 3 milioni 405 mila sono destinate al comparto Est, in particolare alla strada provinciale numero 12 Narco-Campobello di Licata. A questi vanno aggiunti i 6 milioni e 500 mila euro, si legge nella nota dell'ex provincia, stanziati per l'ammodernamento della strada provinciale 17 Raffadali Siculiana attraverso il programma operativo complementare per la regione siciliana.